180 km di linee da elettrificare, 3 anni di lavorazione fino al termine del 2020 con interventi suddivisi in 2 fasi. Questi i punti principali del progetto di elettrificazione della rete ferroviaria veneta. Sopralluogo del governatore Zaia insieme all'assessore dei trasporti Elisa De Berti al cantiere aperto in prossimità della stazione Sofratta Vittorio Veneto. La prima tranche di lavori attualmente in corso e che si concluderà entro il 2019 prevede un investimento di 30 milioni di euro per la realizzazione di 3 tratte, la Bassano Campon-Sapiero, la Castelfranco Montebelluna e la Conegliano Vittorio. La seconda fase del programma di elettrificazione prevede la chiusura del cosiddetto anello basso tra Treviso e Vittorio Veneto, con gli interventi sulle tratte Treviso, Montebelluna, Belluno, Ponte nelle Alpi, Vittorio Veneto. Nella seconda fase procederemo anche con la realizzazione del sottopasso per Vittorio Veneto e sono state fatte le opere per predisporre proprio la realizzazione più semplice possibile del sottopasso viaggiatori. Un progetto nato nel 2015 per superare i problemi determinati dalle rotture di carico. Ci siamo impegnati ad investire e a fare delle scelte politiche per arrivare a togliere la rottura di carico sia di Montebelluna che di Conegliano. Promessa mantenuta, dice l'assessore De Berti, che ricorda come la Regione nel 2016 avesse ordinato 9 elettrotreni per il cui funzionamento era necessaria però l'elettrificazione. A questo punto la palla è passata nelle mani di RFI con l'avvio dei cantieri. RFI ha iniziato e con oggi vediamo il cantiere la prima fase e sono assolutamente fiduciosa che nel 2020 vedremo la realizzazione di tutto l'anello basso del Bellunese elettrificato.